No, I'm not a writer. Eccola, al guado. Guarda il CP la dita. No, sto bacchetto è mio. Guarda, ecco che bacchetti, guarda, è una roba incredibile proprio. Buon, via, andiamo a smerdolarci. Woohoo! Ah, è fredda come il male. Ah, però mi rinfresca. No, dai, ci stava, ci stava. Bene ragazzo, prossima volta magari c'erano anche con la Alessia picnic qua, proprio qua, guarda, fai la funfatata selvaggia perché non c'è nessuno, o comunque se gente in Rio la senti e guarda che posti. Bello, bello, veramente molto bello, piace. Qua posso mettere anche la musichetta o dico le mie stronzate sopra, non so. Ecco qua ragazzo, allora questo è il posto dove io vorrei fare il picnic con l'Alessia e è la parte più bella delle cascate, quindi io te la segno, ora qua nella mappa delle puntine il GPS ha preso, quindi tac, aggiungi nuovo punto e qua come lo chiamiamo? Cascate, lo chiamiamo cascate, così vedi anche come funzionano le puntine, no? Tac. Vedi, e ci arrivi col GPS preciso, quindi parcheggio che è qua, il posto che è qua, e mentre era stato segnato ben più avanti, probabilmente ben più avanti è l'altra entrata, quindi io la tolgo perché questo non l'avevo segnato io, l'aveva segnato qualcun altro, hai capito? Ascolta, Mosè. Ma qua metto la musica. Mosè. E come ogni puntina devo per forza, cioè sono costretto, sono moralmente obbligato a far notare che al mare sono tutti incalcati e il zingano, dove ti porta il zingano? Guarda che pure, guarda che robe, cioè, non so, ti metti qua col tuo CP, magari ti porta anche amorosa, tua vita, ti fa il picnic, te che tira una funfatata qua in Tel Wild, guarda che posti, e ti spaccioli come sta facendo il CP, no? E stai fresco. Ma chi sei quei vecchi? Però adesso sono qui vecchi, è vero. Allora vedi, qua puoi assistere alla lavanda dei piedi e se casca in acqua assisti anche al battesimo, che come si dice da noi è il battido. Ecco, così ho imparato una parola nuova, no? Battido uguale battesimo. Perché le puntine del mondo è un canale acculturato. 50.000 soste, perché magari vedi è tutto bello quello che vedi, no? Con la GoPro, lo stabilizzatore, in più anche il monitorino, quindi controllo bene o male, no? Se com'è l'inquadratura e tutto, però sta roba c'è un casino di batteria, cioè delle buone registrazioni della GoPro con lo stabilizzatore, il wifi che comunica col telefonino e tutto, sì, col telefonino, col monitorino ti dura tipo 5 minuti, però è un po' sacrilego che io sto qua a parlare di ste robe con sto panoramation. Guarda, vari vezzi che fai i turisti se fai foto, vedi tu. Dai! Ecco, vedi, mentre ste robe qua, te dico sempre, non si può, ste robe qua, tutte su per il culetto, no, qua per terra, dai! Nemo! Però è vero ragazzo, cioè tu vieni qua e veramente un po' quella piccola sensazione di essere tipo in Amazzonia, no? Perché un po' la vegetazione cadente, un po' sti stagni qua che... minimo di privacy. No, e privacy. Ma sì, perché sennò dopo mandavi email sul consenso a fare spam del continuo. Guarda che lavori, guarda.
È quel che avevo detto, che pare il Paphiopedilum. È un'orchidea. No, il Paphiopedilum è una varietà di orchidea. Questo non è un Paphiopedilum, però... Senti quanta denigrazione a me cultura botanica. Queste qua. Io ho i scarponcini. Allora comprare scarponcini. Adesso Iuri, cerca di comprarti delle robe adatte per... Signor. Ma pare i venditori del Pitarello, il negozio delle scarpe, non so. È sempre a vendermi scarpe. Poi vedi, mondo Amazzonia, c'hai tutti questi sentierini e probabilmente, secondo me, col sentierino sbuchi dalla parte del paese e sempre più probabilmente, magari era anche più furbo se non vuoi andare coi piedi in acqua, o magari vieni qua d'inverno, entrare dalla parte del paese. A rara qua il cucciolo e scarabeo, si vede? Aspetta, qua, vedi? Eccolo qua, guarda. Che la GoPro non fa le macro. Tante zanzare, porca troia, Noemi. Per quel dicono che è simile all'Amazzonia, perché è piena di zanzare, porca troia, adesso viene fuori anche il pitone e il coccodrillo. Ma dai, ma che schifo, ma dove mi porteo? Ma godita, nessuna che altra parte, ma dai, ma sei seri? Guarda dove chi mi porta. Ma io non so, io aspetta che tase. Chi mi? Ah, il fior. Lui. Cioè. Che siamo, eccola, oh, fatto, oh, civiltà, pianura. Comunque sì, ovviamente il sentiero non per tutti, dalla parte dove siamo entrati, vedi tu insomma dopo, sai che puoi entrare anche dalla parte delle case, poi vedrai nella mappa.